Allora, sempre nel percorso di educazione ambientale avete fatto anche dei concorsi, vediamo un po' le immagini Giusto. che hanno coinvolto i bambini dalle scuole, dalle scuole materne, elementari, sino ad arrivare alle scuole superiori, quindi vediamo anche le premiazioni che sono state fatte, quindi la soddisfazione e la gratificazione. Come sono Giusto. stati, quando sono realizzati? Allora, i concorsi si dividono, diciamo, in due grossi filoni, c'è la parte relativa alle scuole dell'infanzia, elementari e medie, e vecchie medie perché si chiama secondario e primo grado, e poi c'è il concorso delle scuole superiori di secondo grado. Scuole piccole, elementari, medie e infanzia, hanno prodotto dei cartelloni, hanno prodotto dei plastici rappresentanti centrali idroelettriche piuttosto che sistemi di gestione dei rifiuti. La cosa curiosa è che quest'anno a vincere non è stato il cartellone, ma è stata una performance. Cioè, hanno vinto la scuola elementare di Montegrotto, quindi piccolini, vestiti tutti di azzurro con un megatelo azzurro e hanno ballato sul tema acqua. Quindi in mezzo al prato, noi abbiamo fatto l'attività davanti alla villa di Cartigliano, quindi comunque una zona abbastanza, diciamo, verde e spaziosa. Hanno fatto questa performance e si sono meritati il primo premio. Quindi una bella Quindi una soddisfazione, bella insomma. soddisfazione, sì, perché hanno messo qualcosa di moderno, musica, loro si sono messi in La gioco per danza. essere così piccolini e ballare davanti ad altri 300 Insomma, una bambini bella insegnanti che soddisfazione. guardano, non è da poco, sì. C'è video anche. Sì, ecco, anche le prime immagini che abbiamo visto riguardavano poi il concorso invece per le scuole superiori, quindi per i più grandi. In particolare, adesso appunto si può Se far riusciamo a vedere il video, sì, dai, si che può. così magari. Il primo premio che è stato vinto dall'Istituto Pertini di Campo San Piero Scuola da questi superiore ragazzi, questa. sì, scuola superiore. È stato effettuato appunto un percorso appunto sul tema acqua e assieme a un professionista i ragazzi stessi hanno girato e poi è montato un video. Ecco. Chiaramente non si può sentire l'audio sotto, ma è tutta la storia di questo sacchetto, no? che viene gettato nel fiume e dice: ma no, cosa fai, perché mi getti, guarda che stai inquinando, poi arriverò al mare, farò dei danni, ma questi umani cosa combinano? E alla fine poi il nonno del protagonista pesca il sacchetto e gli dice al nipote che ha gettato il sacchetto: guarda questo sacchetto, hai visto? La gente cosa butta nel fiume, no? E quindi anche un po' il messaggio è bello, perché dire: ma se io mi disfo del rifiuto, come se gettare il rifiuto risolvesse il problema. In realtà il rifiuto finisce nell'ambiente, ma l'ambiente è casa mia, quindi il rifiuto prima o poi mi torna indietro. Quindi è un po' come tirarsi una zappata sui piedi, insomma, ecco. Infatti. Bravi, tanto bravi i ragazzi. Uno dice: ma i ragazzi oggi stanno sempre davanti a internet, al cellulare, non hanno interessi, non hanno passioni. Invece, se gli si dà gli strumenti giusti, assolutamente si può tirare fuori da Ecco, loro tante cose. Ecco il sacchetto che finisce nell'acqua. e da qua si inizia il percorso. Esatto. Quante volte questo gesto così, appunto, una persona lo può fare e non si rende conto invece del danno, perché poi a sommarsi abbiamo gli oceani che sono invasi, coperti, di isole plastica. galleggianti, Esatto. che sono Ecco, ma anche senza andare negli oceani, basta vedere per esempio i nostri corsi d'acqua, i nostri fossi, piove un po' di più, poi l'acqua si abbassa, appesi ai rami, no, degli alberi, dei fossati, cosa si vede? Si vedono tutti questi sacchetti bianchi, queste cose appese, quindi basta guardare anche il nostro territorio dove siamo, oppure insomma. restare allibiti i margini delle strade, delle Per carreggiate, cioè, esempio, le persone che buttano ancora fuori le cose dal finestrino esistono, nel le vedi nel 2015, 2015 e resti allibito perché dici: ma dove pensi che finisca questa immondizia? a casa Cioè, tua a alla casa fine, tua a alla casa fine tua. te la trovi tu davanti al naso tutti i giorni, oppure Esatto. vola per aria o te la respiri in qualche modo. Comunque quello che fai ti torna indietro, nel bene e nel male, non è così che funziona, insomma. Intanto continuiamo a vedere anche le immagini appunto del Sì. video, che sono anche simpatiche, anche un modo per gratificare i ragazzi che l'hanno prodotto, che Sì. hanno avuto anche il riconoscimento. Quanto questi messaggi secondo voi riescono a penetrare nei giovani rispetto alle generazioni che hanno qualche anno in più, e quindi quanto ancora c'è da fare? Ma noi, a parte che è il nostro lavoro, ma siamo ottimisti perché vediamo i risultati e sentiamo anche di genitori che a casa hanno avuto il loro figlio che dicono: no, guarda che a scuola ci hanno detto quanto è grave la situazione, bisogna cambiare. E il messaggio è forte e i piccoli lo sentono molto. Quindi il contatto con la natura è molto, molto forte per Quindi loro. possono essere loro i veicolatori, insomma, di un messaggio costruttivo. Decisamente sì, ma anche il semplice esempio del sacchetto che quando finisce nel mare va ad uccidere una tartaruga marina oppure può anche uccidere un delfino, spesso ad un adulto non fa così impressione come ad un bambino, ad un ragazzo. Il ragazzo riesce molto più a essere toccato e a capire che sta
distruggendo la natura in cui lui vive, di cui lui ne fa parte. Assolutamente. E si rende conto. E tra l'altro, a parte il discorso sì degli animali, ma spesso si tratta anche della salute proprio della terra e dell'acqua. Persona, assolutamente. Che messaggio in conclusione vi sentite di dire in virtù del vostro lavoro, di quel che avete svolto, rivolto a tutti, non solo ai bambini? Ma io appunto ripeto quello che ho detto prima, cioè dobbiamo ricordarci intanto che niente è scontato. Noi diamo per scontata l'acqua, invece l'acqua non è scontata, perché la natura e l'uomo a monte e la natura e l'uomo a valle creano una sinergia per darci la semplice acqua, no, che abbiamo ogni giorno, semplice ma non scontata. E la seconda cosa che per me è importantissima, e ne parliamo sempre tanto anche a scuola, come dicevo, ricordiamoci che quello che facciamo ci torna indietro. Un gesto del genere che dice ma sì, lo butto, poi alla fine questo ci torna indietro in un modo o nell'altro. Quindi se non per amore per la natura, almeno per intelligenza, stiamo attenti. Assolutamente, cerchiamo di essere intelligenti in questo. Grazie ai nostri ospiti, grazie a ETRA della collaborazione, a voi di averci seguito, noi ci ritroviamo domani. Grazie, buon proseguimento.